Lo storico derby Venezia-Treviso non è andato bene per gli Orogranata sabato al Palaverde. I ragazzi di coach De Raffaele sono stati sconfitti con un risultato finale di 90-79. Credo che noi abbiamo avuto due facce diverse, i primi due quarti dove siamo riusciti a difendere con intensità tenendo Treviso a 35 punti. E secondo me, leggendo male alcuni momenti in cui avevamo l'inerzia della partita in mano, con un pochino di scarto ma affrettando delle situazioni, ma comunque due quarti dove abbiamo certamente cercato gli obiettivi. Terzo e quarto quarto invece siamo stati travolti, credo, dall'energia che ha messo Treviso in ogni situazione, sbagliando è vero tanti tiri aperti ma non avendo la lucidità di andare a colpire dove c'erano dei vantaggi chiari, e questo poi ha scavato il solco. Sì, a Treviso ha segnato dei canestri importanti, siamo rientrati, ma l'inerzia è sempre stata poi in mano a Treviso. Una sconfitta che deve far riflettere e lavorare sotto vari aspetti. Credo che ci costringa comunque a riflettere, perché prendere poi 90 punti fuori casa è difficile, al di là del fatto del derby e tutti i vari discorsi che sappiamo benissimo quanto fosse importante per noi e per i tifosi, ma credo che siamo una squadra che non si può permettere di prendere 90 punti. Quando prendi 90 punti solitamente le partite si perdono, oltretutto tirando male come abbiamo fatto stasera. Intanto la società Orogranata ha chiuso l'accordo con Andrew Goodlock, guardia statunitense di 1,90 m, 31 anni a dicembre. Nella stagione 2017-2018 ha vestito la maglia di Milano vincendo Supercoppa e Scudetto.